Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Medici di nuovo in sciopero, mancano i fondi, super lavoro, in tanti si rifugiano nel privato. Centinaia di importanti nuovi strumenti d'analisi rischiano di restare spenti. A Catania spicca un albero di Natale costruito in strada con i caschi dei tanti operai che lavorano in condizioni di pericolo. In città e provincia 6.000 incidenti in 10 mesi. Il taglio delle scuole in Sicilia. A Catania protesta all'aeronautico Ferrarin contro l'accorpamento con un altro istituto. Formazione a rischio. Far West a Palermo, identificato l'uomo che ha sparato nella rissa dell'altro sabato, un trentenne con precedenti. La città scossa dopo i 14 colpi di pistola di 2 giorni fa contro l'abitazione di un altro pregiudicato. Infrastrutture. In Sicilia cantieri per 17 miliardi di euro. Si farà l'alta velocità. Il presidente di Ferrovie Lo Bosco, la rete è modellata in previsione del ponte sullo stretto. Sanatorie fiscali e stabilizzazione dei precari. Malgrado i 1000 emendamenti in arrivo, la maggioranza punta ad approvare la manovra finanziaria regionale entro giovedì. Migranti, 2250 le vittime nel Mediterraneo quest'anno. A Lampedusa il presidente nazionale della Croce Rossa Valastro, da soli non si bloccano gli arrivi in massa dei profughi. Calcio, il Catania sfida il Sorrento, ha ottenuto l'accesso in semifinale di Coppa Italia. Lucarelli adesso punta a riprendere il cammino anche in campionato. Bentrovati, ancora una volta i medici scendono in piazza per chiedere più fondi e attenzioni, quasi 300 soltanto in Sicilia, i nuovi strumenti acquistati che rischiano di non essere utilizzati per carenza di personale. Il segretario nazionale della CISL Medici Magliozzi al nostro TG dice: dobbiamo stare in allerta. Francesco Aloi. La sanità pubblica è in emergenza ed ha bisogno di aiuto. È il grido di allarme che arriva da chi lavora in corsia. Dopo la mobilitazione dello scorso 5 dicembre, oggi si torna in piazza. Dopo 25 anni di sottofinanziamento del sistema sanitario nazionale non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo. Sottopagati e stressati, medici e operatori sempre più spesso lasciano la sanità pubblica per quella privata. In tutta Italia restano fermi per un giorno. L'obiettivo è quello di fare capire al governo l'importanza del sistema sanitario nazionale, colpito secondo loro anche dalla manovra 2024. Non ci sono risorse per il sistema sanitario che è stato depredato negli ultimi 25 anni. Non abbiamo una riga sulla stabilizzazione e sulle nuove assunzioni e la maggior parte delle risorse vengono convogliate sul sistema sanitario privato. Con il PNRR si acquistano nuovi strumenti, ma senza personale non possono entrare in funzione. E così in Sicilia sono quasi 300 quelli che rischiano di restare spenti. È un lunedì nero per la sanità pubblica. Con questo sciopero rischiano di saltare migliaia e migliaia di interventi chirurgici, reparti più vuoti e ancora meno personale. Quello che si sta vivendo per un solo giorno, però, potrebbe diventare la dura realtà del prossimo futuro. Abbiamo quasi 7 milioni di persone in povertà sanitaria. Dobbiamo stare in allerta e continuare a difendere un sistema sanitario pubblico universale. A Catania, singolare albero di Natale con caschi antinfortunistici realizzato nel parcheggio Sanzio. L'obiettivo è sensibilizzare sul valore della sicurezza sul lavoro, ma i dati dell'INAIL sono impietosi. A Catania e provincia 6.000 incidenti in 10 mesi. Tonino De Mana. A Catania registriamo quasi 6.000 denunce di infortunio nei primi 10 mesi dell'anno. Senza lavoro non si vive, ma di lavoro a volte si muore o si finisce in ospedale con gravi conseguenze per la salute. Nei cantieri siciliani si investe poco in sicurezza e la mancanza di ispettori fa il resto per un'emergenza che non può e non deve passare inosservata. Un messaggio forte e chiaro arriva però da Catania, dove è stato realizzato un albero di Natale con decine di caschi antinfortunistici montati nel cantiere Parcheggio Sanzio. L'obiettivo
L'obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni perché i numeri dell'INAIL sono impietosi. Non possiamo dimenticare che dietro ogni infortunio c'è una famiglia. Su questi numeri quanto pesa l'assenza di un certo numero di ispettori? Sicuramente la forza della vigilanza è importante come deterrenza sul fatto che debbano essere effettuati controlli sicuramente maggiormente incisivi ed efficaci, ma noi non possiamo parlare di controlli se non facciamo un investimento nella cultura della sicurezza che deve partire dalle scuole, ma deve diventare un comportamento quotidiano per ciascun cittadino. L'installazione dell'albero per la sicurezza è una iniziativa nazionale promossa dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro ed ANCE. Rappresentano proprio le vittime che ci sono state, che ci sono dovute agli infortuni sul lavoro oppure anche gli infortuni gravi che molte volte succedono. Ci teniamo come ANCE Catania a tenere alta l'attenzione e sensibilizzare sulla cultura per la sicurezza sul lavoro. L'iniziativa è basata sull'idea progettuale dell'artista Francesco Sbolzani. A Catania gli alunni, i docenti e le famiglie dell'Istituto Aeronautico Ferrarin non vogliono l'accorpamento con un'altra scuola. Oggi la protesta: perdiamo, dicono, fondi regionali per la formazione. Giusy Lazzara. Stanno suonando, stanno facendo una manifestazione proprio qui in mezzo alla strada. Sono gli studenti del Ferrarin che si oppongono all'accorpamento del loro istituto. Abbiamo dei fondi regionali stanziati unicamente per noi, quindi abbiamo la nostra gestione dei nostri progetti, qui questa cosa poi non è assicurata nel caso in cui si accorpi la scuola stessa. San Giovanni Calermo è una zona molto malfamata, diciamo, dove la mafia è molto presente nel territorio. La nostra scuola è un'oasi, possiamo dire, dove all'interno non circola droga, non ci sono scippi, non c'è niente. Nell'ultima consulta provinciale che riunisce sindaci della provincia di Catania e presidi, per il Ferrarin e le caratteristiche che lo differenziano dagli altri indirizzi non era previsto alcun accorpamento. Hanno detto che sono 400, in realtà questi ragazzi sono più di 565. Questo accorpamento porterebbe a questi ragazzi veramente la distruzione dei loro sogni. Io sono un genitore, rappresento tutte le famiglie, in questo momento sto rappresentando 600 famiglie. Una novità che non piace anche agli insegnanti e al personale amministrativo, che dovrebbe essere spostato in altre sedi. L'Istituto Ferrarin è riuscito per 54 anni a mantenere la sua autonomia, quindi annualmente arrivano dei fondi che il Ferrarin può rivolgere direttamente ai ragazzi per le attività di volo, per esempio, che li porteranno poi ad avere il primo brevetto alla fine dei 5 anni. Sul piede di guerra anche il sindacato degli insegnanti Gilda, che ha chiesto l'intervento del presidente Schifani. A Palermo è identificato l'uomo che ha sparato in via La Lumia durante la rissa dell'altro sabato. È un trentenne dello Sperone. Marco Gullà. Un video divenuto virale, un uomo che al culmine di una rissa in via La Lumia a Palermo spara dei colpi di pistola in aria. Dopo 8 giorni da quell'episodio i carabinieri hanno identificato l'uomo che ha fatto fuoco. A sparare almeno 7 colpi di pistola tra tanti giovani che scappavano è stato un trentenne del quartiere Sperone. L'uomo avrebbe precedenti per rapina. I carabinieri gli hanno dato un nome da giorni e ora stanno ricostruendo il ruolo delle altre persone che hanno partecipato alla rissa sfociata nelle pistolettate. A scatenare il folle gesto sono stati dei futili motivi. È stato possibile identificare l'uomo attraverso una disamina delle immagini di videosorveglianza della zona in cui è scoppiata la rissa. Colpi di pistola che sono stati sparati anche nel quartiere Zen, ben 14 contro la porta di un'abitazione al terzo piano in via Costante Girardengo. In casa c'era un nucleo familiare e non ci sono feriti. Un fatto simile era accaduto 2 mesi fa, precisamente il 22 ottobre, sempre ai danni della stessa palazzina dello Zen. Quella volta i colpi d'arma da fuoco, 6 in totale, ne avevano contati gli investigatori, erano stati sparati contro l'abitazione di Gaetano Giampino di 79 anni. I proiettili erano finiti in parte contro il muro dell'abitazione, altri erano entrati in casa dalle finestre.
A Catania un'altra giovane vita spezzata sulla strada, la morte di Michael Ruggeri, 16 anni, oltre al dolore, porta con sé polemiche che coinvolgono anche le istituzioni. L'Associazione Vittime della Strada chiede un immediato incontro con il sindaco trentino. Basta ergastoli del dolore, dicono, facciamo qualcosa di concreto, non facciamo morire ancora tanti giovani, tante vite umane spezzate anche per l'incuria delle istituzioni da anni assenti, una piaga sociale, umana, drammatica, una strage di innocenti senza senso e che dovrebbe scuotere le coscienze, non solo quando a morire sulla strada sono i giovani. Così l'Associazione Vittime della Strada. Il ragazzo che è deceduto sul colpo viaggiava a bordo di un ciclomotore che si è schiantato contro un'automobile, forse a causa di una mancata precedenza. In Sicilia cantieri ferroviari per 17 miliardi di euro. La rete, dice il presidente Lo Bosco, è modellata per realizzare il ponte sullo Stretto. Tonino De Mana. La rete ferroviaria è modellata per il ponte sullo Stretto. RFI fuga ogni dubbio e mette a tacere anche i detrattori del ponte che da anni puntano il dito contro l'inutilità della mega opera se non supportata da un adeguato sistema ferroviario. Dario Lo Bosco, presidente di RFI e coordinatore del polo infrastrutture del gruppo FS, intervenuto in una convention a Trapani, ha illustrato un piano dettagliato delle opere, allontanando le polemiche per la destinazione dei fondi e la compartecipazione della regione siciliana che stava per sfociare in uno scontro istituzionale sull'asse Roma-Palermo. Abbiamo in corso cantieri in tutta Italia per 44 miliardi di euro, di cui 17 miliardi in Sicilia, ha detto Lo Bosco. Stiamo intervenendo sulla Palermo-Catania-Messina, portando la velocità massima a 250 km/h in alcuni tratti, ma in funzione del ponte sullo Stretto stiamo già progettando la revisione dell'intera linea per ottenere questa velocità sull'intero percorso. Intanto sono stati avviati i cantieri WeBuild per gli scavi sulla tratta Fiumefreddo-Taormina-Letojanni, parte del progetto di potenziamento della linea ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania-Messina. La nuova linea, finanziata anche con fondi PNRR, ridurrà i tempi di viaggio a 2 ore tra Palermo e Catania, 60 in meno rispetto ai tempi attuali, e 45 minuti tra Messina e Catania. Palermo adesso solo 4 giorni per approvare la manovra economica della regione. Governo e maggioranza puntano a chiudere la pratica entro giovedì, ma lungo il percorso della legge di stabilità ci sono numerose insidie. Si va da quasi 1000 emendamenti attesi fino alla lettura delle opposizioni che chiedono il rinvio. Ecco comunque alcuni punti qualificanti di una manovra che si muove fra stabilizzazione di precari e sanatorie fiscali. Manlio Viola. Approda a Sala d'Ercole la legge di stabilità della regione siciliana per il 2024, una manovra da 20 miliardi di euro in 3 anni che è stata approvata dalla Commissione Bilancio la scorsa settimana e adesso inizia il suo percorso d'Aula, puntando a giungere ad approvazione finale entro giovedì. Ma non sarà semplice, visto che sono già piovuti oltre 800 emendamenti, proposte di modifica che dovranno essere analizzate, e ancora c'è tempo per la presentazione di altri emendamenti che potrebbero raggiungere anche i 1000. In attesa che la finanziaria venga incardinata e affronti le possibili modifiche, sono tanti i provvedimenti previsti che il governo punterà a tenere in piedi. Fra questi sicuramente c'è la stabilizzazione dei precari ASU, 3.700 lavoratori impiegati dalla regione, dalle ASP, dagli enti controllati e anche da comuni e tribunali. C'è poi il cosiddetto stracciabollo, che in ritardo con il bollo auto potrà pagare entro giugno senza multe, sanzioni e interessi. Battaglia annunciata sul dimezzamento delle spese turistiche, figlio di un anno di polemiche sull'uso di questi fondi a partire dalla famosa mostra di Cannes. Comuni irritati poi per il vincolo del 3% ai trasferimenti. Questi soldi dovranno essere usati obbligatoriamente per la prevenzione antincendio, una norma già bocciata 2 volte e riproposta altrettante e che in aula più di un deputato tenterà di cancellare di nuovo. Ma prima di tutto questo toccherà all'ufficio di presidenza valutare gli emendamenti ammissibili e dare una risposta alla lettera delle opposizioni che hanno chiesto di rinviare tutto e parlare prima dei fondi FSC, quelli statali e comunitari, e del ponte sullo Stretto, perché non si può discutere di finanziaria senza sapere quali siano realmente le risorse disponibili. L'assessore all'economia Marco Falcone ha già bollato la lettera come pretestuoso ostruzionismo.
Nella giornata internazionale dei migranti, il presidente della Croce Rossa italiana Valastro ringrazia l'impegno dei tanti volontari a Lampedusa e ribadisce che da soli non si può fermare il fenomeno migratorio. Laura Spanò. Sono oltre 2.250 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale quest'anno, un numero drammatico e che dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare. L'ultima tragedia 2 giorni fa è costata la vita a 61 persone. L'altro dato riguarda le accoglienze, si parla di oltre 78.000 persone accolte da giugno ad oggi a fronte di circa 1.900 sbarchi. E oggi sull'isola è arrivato anche il presidente della Croce Rossa italiana, Rosario Valastro. È una giornata intensa, perché una giornata in cui vogliamo porre l'accento su quello che è stato l'impegno umanitario della Croce Rossa italiana durante questo 2023. Vogliamo ancora una volta sottolineare l'umanità e la dignità delle persone migranti e anche ringraziare le volontarie e le volontari, gli operatori che si sono succeduti qui dall'1 giugno e anche prima. La giornata internazionale del migrante sull'isola viene vissuta nel rispetto di queste persone che affrontano il Mediterraneo, conoscendo il pericolo a cui vanno incontro e il rischio di non toccare mai terra. Ovviamente la Croce Rossa si occupa di umanità, di tutela dell'umanità, però ci rendiamo perfettamente conto che c'è un tema sulla sostenibilità e sulla gestione del fenomeno migratorio. Abbiamo sempre sostenuto che la gestione del fenomeno debba essere fatta dalle organizzazioni internazionali e dagli stati nel loro complesso, e non può essere una questione che può essere risolta soltanto da un governo o da uno Stato. Questo credo che sia importante, perché o si gestisce il flusso o si verrà gestiti dal fenomeno migratorio. L'Italia dal canto suo ha cercato di assicurare umanità in termini di accoglienza, però è evidente che non può fare nulla nel bloccare da sola quelli che sono i numeri o nel cercare di evitare quelle che sono tragedie del mare. A Catania, in vista delle festività natalizie, prende il via la campagna di prevenzione della Polizia di Stato Vacanze Sicure contro rapine, furti in abitazione, truffe. La Questura di Catania ha realizzato un vademecum, eccolo qua, con consigli utili ai cittadini da osservare per non rimanere vittime di spiacevoli episodi. La polizia, ha detto il questore Bellassai, intensifica i controlli e la presenza sul territorio per accrescere la sicurezza percepita. Tuttavia, ricordiamo, dice, che la fiducia e la collaborazione dei cittadini sono essenziali per vincere la battaglia per la sicurezza e la legalità. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, l'attesa per la sfida di stasera al Massimino fra Catania e Sorrento. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Questa sera alle 20:45 Catania in campo contro il Sorrento al Massimino. L'obiettivo è tornare alla vittoria in campionato dopo aver centrato la qualificazione in Coppa Italia. Francesco Triolo. Lucarelli vuole un Catania ad alta intensità stasera nel posticipo di campionato contro il Sorrento, squadra in forma nonostante l'ultima sconfitta col Brindisi che ha interrotto una striscia di 5 risultati utili consecutivi. L'ultima trasferta a Latina i campani l'hanno vinta, è squadra che non fa barricate e corre tanto. Il tecnico rossazzurro ha chiesto ai suoi di alzare i ritmi e le rotazioni viste anche a causa degli impegni ravvicinati servono soprattutto a questo, non abbassare la velocità del gioco. Il successo contro il Pescara ha dato autostima, mica roba da poco in questo momento, ed i rossazzurri hanno piena consapevolezza che ritrovare il successo in campionato dopo il pari col Francavilla e la sconfitta di Messina serve anche ad inseguire gli obiettivi dati da Grella, ovvero i 2 traguardi, quello della Coppa e quello del miglior piazzamento in campionato. Lucarelli dovrà fare ancora a meno di Bois e di Carmine, oltre a Ladinetti, Rizzo e Silvestri. Potrebbe ripetere quanto visto col Pescara con Chirico falso 9, ma non è detto perché il Sorrento è avversario diverso rispetto al Pescara e quindi prendono quota i nomi di Bocic e De Luca. Nell'11 titolare dovrebbero esserci sia Rapisarda che Lorenzini. Calcio d'inizio alle 20:45 e su Telecolor saranno 3 ore live con diretta stadio a partire dalle 20:15 con prepartita, formazioni ufficiali, collegamenti dal Massimino per il racconto del match, analisi, interviste in anteprima nel post gara ed i commenti del pubblico via WhatsApp al numero 342 77 12 855.
A Potenza, terzo risultato utile consecutivo per il Messina, che venerdì prossimo, nell'ultima gara dell'anno prima della sosta, riceverà al Francoscoglio la visita del Monopoli. Grave infortunio all'attaccante Plescia. Sergio Colosi. Da Potenza il Messina è tornato con un punto cercato e meritato per proseguire la miniserie di risultati positivi, mantenersi in zona play-out e a distanza di sicurezza dall'ultimo posto, riuscendo anche per la terza volta a non subire gol. Prestazione in chiaroscuro, bene la fase difensiva, male l'attacco, quasi mai pericoloso. Soddisfatto il terzino Giuseppe Salvo. Non è facile venire qui a Potenza e strappare un punto, anche perché sappiamo che loro sono una grande squadra che non merita questa posizione, quindi venire qui a fare questo punto chiaramente ci serviva per dare continuità alle 2 vittorie che abbiamo fatto e quindi è un buon risultato chiaramente. A Potenza Modica ha impiegato nel corso della gara 3 messinesi, oltre a Salvo il capitano Ragusa è Giunta, subentrato nel finale. Siamo un bel gruppo, abbiamo passato un momento difficile e credo che ci siamo tirati fuori dopo questo pareggio e adesso cerchiamo di chiudere al meglio il girone d'andata facendo la partita contro il Monopoli. E per quanto riguarda me stesso, ripeto, io quando il mister mi chiama in causa cerco di fare quello che mi chiede. Venerdì contro il Monopoli il Messina avrà l'attacco più spuntato del solito, perché alle innegabili difficoltà di segnare si aggiungeranno le assenze nel reparto di Plescia, che a Potenza si è fratturato la falange del dito medio della mano sinistra, e dello squalificato Emmausso. Andate a Lampedusa, dove quest'anno è arrivato il 50% degli immigrati. Non è più sostenibile, non è corretto, è immorale. Sante parole nella giornata internazionale dei migranti, sentirle è significativo. Peccato che a pronunciarle non sia nessuno dei leader europei, ma il miliardario di Tesla e SpaceX, Elon Musk. Abbiamo sentito noi poco fa il presidente nazionale della Croce Rossa Valastro confermarci l'incessante impegno dei suoi volontari nell'hotspot di Contrada Imbriacola per accogliere, assistere e poi indirizzare negli altri centri i migranti in Sicilia e fuori. Da soli ha confermato comunque il problema immigrazione non si risolve. E c'è anche il primo ministro inglese Sunak, che dice che i barconi si devono fermare e le persone devono sapere che se vengono illegalmente nei nostri paesi non potranno rimanere. Già, però non dice come fare. E l'Unione? Oggi a Bruxelles le istituzioni europee dovrebbero finalmente decidere qualcosa di concreto. Potrebbero. La solidarietà obbligatoria si chiama così, per la quale i paesi che non vorranno accogliere i rifugiati dovranno aiutare comunque in qualche altro modo gli altri, mettendo prima di tutto a disposizione fondi, soldi. Sarebbe ora, così magari finirebbe la retorica compassionevole su Lampedusa, che poi è regolarmente lasciata sola. Tanto poi gli altri paesi, i migranti di Contrada Imbriacola, non se li prendono. E se invece davvero pagassero? Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento con il TG Sicilia alle 20. Grazie e buon pomeriggio.